La nostra regione, comunque secondo le vostre indagini, le vostre ricerche, rimane comunque sul podio tra le altre per numero di incidenti lavorativi. Cosa vuol dire questo? Sicuramente a livello di infortuni Covid, ma d'altra parte lo sappiamo, no? Il Veneto, pur avendo ultimamente raggiunto dei risultati apprezzabili, è una delle regioni in cui comunque si opera di più e quindi il numero di lavoratori è molto elevato. Molto spesso si parla di numeri in valori assoluti e non si tiene conto però che ci sono anche tante persone che lavorano in certe regioni, quindi l'indice che dobbiamo andare a vedere è l'indice di incidenza lavorativo, di infortunio nel lavoro. Sì. Da questo punto di vista la regione Veneto è messa bene. Noi come Osservatorio Sicurezza sul Lavoro abbiamo anche creato una pianta delle varie regioni dando delle colorazioni e secondo i dati del 2020, quindi a livello nazionale, eccole qua, a livello nazionale, sì, quindi avete fatto anche voi zona rossa, zona arancione e zona gialla? Sì, ormai, perché questi colori sono entrati nella cultura anche qua, no? Nelle nostre abitudini di vedere le varie regioni. Di conseguenza abbiamo dato delle colorazioni in base all'indice di incidenza. Nelle regioni rosse si verificano maggiori casi rispetto alla popolazione lavorativa, nelle regioni arancioni si è superiori alla media nazionale, in quelle gialle siamo inferiori alla media nazionale, in quelle bianche siamo inferiori rispetto al quarto della media nazionale. Quindi la Lombardia e Friuli Venezia Giulia sono messi bene? Quindi questi la piantina che in questo momento viene proiettata è relativa agli ultimi 3 mesi dei dati INAIL che abbiamo, quindi gennaio, febbraio e marzo. E vediamo che il Veneto è giallo mentre la Lombardia in questo caso specifico è bianca. L'anno scorso, e quindi con un ampio ventaglio di dati, addirittura il Veneto è posizionato come bianco, ossia ha un indice molto basso di infortuni mortali. Ecco qua, qui stiamo appunto vedendo l'anno scorso, mentre arancione a questo punto c'è la Lombardia e l'Emilia Romagna è rimasta inalterata, tenendo conto del numero delle persone che lavorano naturalmente. Esatto. E l'età? Si era discusso anche tempo addietro che purtroppo tra le varie riforme adesso poi si torna tutto di nuovo in discussione con il rischio di finire in pensione a 67 anni, e voi avete riscontrato che l'età purtroppo tanto giovani e tanto anziani erano le... Sì, questo vale ancora di più oggi con il Covid, nel senso che i dati ci danno degli allarmi per la popolazione lavorativa che ha dai 45 anni in su. Il Covid ha peggiorato perché sappiamo che sono più fragili e più a rischio le persone ultra sessantenne, no? Addirittura settantenne, però nel caso specifico lavorativo incide poco, ma gli ultra sessantenni sì. Quindi il dato è peggiorato ancora di più per le persone anziane, e poi ricordiamoci che più a rischio sono coloro che sono giovani e che entrano nel mondo del lavoro nei primi tempi, quindi nei primi anni, proprio per mancanza di informazione spesso, ma anche mancanza di esperienza e di attenzione. Quindi le fasce di età a rischio sono fino ai 24 anni per la mancanza di esperienza, poi sopra i 45 anni perché si tende ad abbassare il livello di guardia e quindi la percezione del rischio si abbassa. È come in auto, quando ci abituiamo troppo a guidare senza mai un evento negativo, cioè un incidente, purtroppo si tende a prendere troppa mano e quindi poi a rischiare di più. Troppa dimestichezza diventa un fattore di rischio, assolutamente. C'è un proclama del governo attuale che sostanzialmente evidenzia la necessità di introdurre la sicurezza sul lavoro anche nelle scuole. Non è vero che se ne parla molto nelle scuole, a livello pratico. A parte, come diceva lei, la scuola edile, che però è un indirizzo ben specifico, ma nelle scuole normali, diciamo, quindi nei licei, negli istituti nei licei tecnici, non credo proprio, non se ne parla assolutamente, e questo naturalmente è controproducente.